Gli ennesimi segni sull'asfalto della Cadore Mare raccontano della morte sulla strada nella serata di Pasquetta a Cimetta di Codognè. A perdere la vita Cristina Faraon di Colle Umberto. La 63enne stava procedendo con la sua Panda verso Oderzo quando probabilmente per un malore ha iniziato ad invadere la corsia opposta, scontrandosi con una Peugeot, con all'interno una coppia ultra sessantenne ricoverata non in gravi condizioni negli ospedali di Treviso e Conegliano. Nessuna traccia di frenate davanti all'area artigianale di Cimetta per una strada tra le più trafficate del Veneto. È un nome, quello di Cristina Faraon, che va ad aggiungersi alla triste lista dei morti lungo la Cadore Mare. Provinciale trafficata e pericolosa proprio in questo punto dove la corsia centrale, creata per lo svincolo verso i capannoni, viene molte volte utilizzato per superare in velocità i mezzi pesanti. E se in questo caso è stato il malore la causa di questa tragedia, per molti altri è stata la fretta, il sorpasso mal calcolato o l'immissione non prevista la causa delle tante croci presenti tra Conegliano e Oderzo. Una soluzione potrebbe essere allargarla con l'aggiunta di piste ciclabili ed è un'idea da tempo discussa dai sindaci coinvolti. La Cadore Mare sia una strada purtroppo pericolosa, è noto. Sono tre le amministrazioni coinvolte, siamo noi con Codognè, con San Vendemiano e con Fontanelle, perché questo è il tratto della Cadore Mare che manca di pista ciclabile. Da diversi anni stiamo dialogando anche con la Regione e anche appunto con il Ministero delle Infrastrutture per provare a recuperare la copertura finanziaria per un'opera così importante che sicuramente supera i 5 milioni di euro in quanto la sua realizzazione comporta delle difficoltà non da poco.